Cercherò di essere brevissimo, soprattutto per dire alcune cose rispetto al dibattito che ho ascoltato ovviamente con molta attenzione. Ci sono stati un paio di passaggi che ovviamente mi hanno colpito. Uno di questi è quello del Presidente Riccardi, laddove diceva: andiamo a vedere qual è poi il profitto che c'è dietro all'accoglienza. Allora, ovviamente noi come Movimento 5 Stelle da sempre su questo tema riteniamo che tante parole vengono spese in tema di immigrazione, ma poi qualcuno si dimentica come risolviamo quel problema e cosa c'è tante volte dietro a quello che qualcuno vede come un problema, ma che a nostro avviso e a avviso di molti cittadini ovviamente è un problema causato da qualcuno. Tant'è che se parliamo di una identificazione degli immigrati che arriva a essere lunga anche 2 anni, come ovviamente il ministro Minniti ricordava solo pochi giorni fa, invece delle 3 settimane che dovrebbero essere necessarie e che ce lo chiede l'Europa che siano 3, non è che ce lo siamo inventati noi o ce l'abbia in qualche modo imposto qualcun altro, vuol dire che tenere qui migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone che non avrebbero neanche diritto di stare in Italia, perché poi abbiamo visto che una volta che vengono identificati ovviamente sappiamo le percentuali degli effettivi aventi diritto sono sempre molto bassi. E allora, se è vero che c'è ovviamente chi lucra, perché questa è la verità anche su queste cose, è anche vero che c'è chi lucra e ovviamente ci sono quantomeno delle indagini in atto anche sui centri di accoglienza, perché è inutile che ci nascondiamo e non ricordiamo sempre una faccia della medaglia e non quell'altra, perché sennò dovremmo dimenticare Mafia Capitale, dovremmo dimenticare il CARA di Mineo, dovremmo dimenticare che lo stesso nostro CIE di Gradisca ha avuto delle indagini e delle problematiche. E allora questo ovviamente va sottolineato, perché se no non ci possiamo mai dimenticare quella famosa intercettazione che ha reso Mafia Capitale ancora più famosa in tutta Italia, laddove l'arrestato Salvatore Buzzi ricordava: tu sai quanto ci guadagnano sugli immigrati, c'hai idea, il traffico di droga rende meno. Ovviamente se noi non parliamo anche di queste cose, come detto, parliamo solo di una parte del problema. Una parte che, come dicevo prima, porta in contraddizione molte forze politiche. Perché ovviamente a me pare che il reato di clandestinità sia tuttora vigente in Italia. Il reato di clandestinità che qualcuno ovviamente ha, come si ricordava prima, votato, voluto e approvato, ma poi se c'è reato di clandestinità non possiamo lamentarci che abbiamo i clandestini in Italia, perché allora delle due l'una: o questo reato funziona e dà soluzioni al problema, oppure il reato di clandestinità non dà soluzioni al problema e quindi troviamo il modo per superare quelli che sono i problemi legati anche ai tribunali, perché è inutile che noi poi facciamo le comparsate vicino ai presidenti di tribunali dicendo la politica vi aiuta e vi dà ovviamente tutto il sostegno e anche i mezzi per andare avanti perché sono oberati di lavoro, e poi gli creiamo le condizioni per esserlo, oberati di lavoro. Perché se no allora diventiamo tutti quanti ipocriti, facciamo finta di raccontare le cose solo quelle che vogliamo e non andiamo a individuare i veri problemi che poi ricadono sulle spalle di tutti quanti i cittadini italiani. E allora, se da lì c'è un problema, risolviamolo. Avevamo chiesto anche col Parlamento di superare questa cosa. Non mi pare che il fatto che sia rimasto il reato abbia diminuito gli sbarchi, perché gli sbarchi continuano a essere ogni anno sempre maggiori. Il reato è rimasto, il reato c'è,
e quindi gli sbarchi aumentano e non riusciamo a risollevare il problema. Si parlava prima di Germania, di Svezia, eccetera. Basterebbe vedere i numeri dei richiedenti asilo degli altri paesi, verrebbe da dire che noi non è che non siamo in emergenza, ma vogliamo essere in emergenza, perché la verità è questa. Evidentemente ci fa comodo essere in emergenza, a qualcuno perché deve gridare al lupo, a qualcuno perché quei soldi dall'Europa li vuole per mantenere qui gli immigrati, a qualcuno perché non sa gestire la situazione. Noi la scorsa estate avevamo detto chiaro e tondo, anche la Presidente, sì, calma a dire che il Friuli Venezia Giulia è un modello di accoglienza, perché poi vedrai che da 3.000 quelli che sono te ne manderanno 5.000-6.000 e ci stiamo arrivando. Allora è vero che ci sono dei comuni che hanno delle buone pratiche messe in atto, dove ovviamente ci sono anche degli esempi di integrazione. Questo è verissimo, questo c'è in Friuli Venezia Giulia, per l'amor di Dio, però poi abbiamo anche altri aspetti. Abbiamo visto la Cavarzerani di Udine. Allora, se noi da una parte diciamo non possiamo mettere tutte queste persone all'interno di grandi strutture, dall'altra ovviamente ci ritroviamo il ministro dell'Interno, ex ministro dell'Interno, che aveva predisposto 14 caserme dove fare dei mini hub. Cosa voleva fare? Non lo sapeva neanche lui probabilmente. No? Però poi su 5.000 immigrati che abbiamo qui... Le avevo dato 3 minuti e già a 6 minuti e 3/4. Finisco. Sappiamo, come dicevo, che delle 5.000 persone che abbiamo diciamo anche qui da noi, gli aventi diritto sono pochissimi e quelli dove li mandiamo? Chiaro, grazie. No?